Luca Zaia l'aveva annunciato dopo le lunghe code e le polemiche nei centri tamponi del Veneto, presi d'assalto da chi aveva bisogno del Green Pass nel fine settimana. E ora è arrivata la conferma: i tamponi non saranno più gratuiti per tutti. L'accesso diretto, senza se, senza ma e senza motivazione, non sarà più garantito. Ecco i motivi che hanno spinto la Regione a fare questa scelta. Scelta che, sottolinea Zaia, non è contro qualcuno, ma per una migliore gestione di una situazione molto complessa. Da un lato il sistema va in crash, cioè quando tu arrivi a 50.000 tamponi vorrei ricordare che sei in situazioni nelle quali 5 ore di coda, al di là di tutti i fenomeni che sanno tutti di come si organizzano le robe, sono sempre 50.000 tamponi. Due, vi ricordo che chi fa i tamponi non sono personale estraneo alla sanità, sono i nostri sanitari. Cioè, quindi dagli ospedali dobbiamo distogliere una massa di personale da paura che si va a sommare all'altro personale che è quello dei centri vaccinazione. Su tutto questo grava un accordo nazionale stretto dal commissario Figliuolo con le farmacie per il costo dei tamponi. Oggi l'allineamento necessario con l'accordo nazionale, questo ce l'hanno anche detto, cioè nel senso che il commissario Figliuolo ha fatto un accordo nazionale per 8 euro dai 12 ai 17 anni a tampone e 15 euro sopra i 18 anni con tutte le farmacie. Non si può inoltre dimenticare la necessità strettamente sanitaria di una fascia della popolazione. Di garantire un servizio che sia efficiente al contact tracing, agli ammalati, a non vaccinati che hanno patologie per cui hanno delle certificazioni, che abbiamo necessità di monitorare con velocità, non possiamo disperderli in code che durano 5-6 ore.